Uno spazio adatto sia a concerti e conferenze sia a mostre ed esposizioni artistiche. Riapre la chiesa di Sant'Eonisto in via San Nicolò. Il restauro dell'edificio nel centro storico di Treviso, fortemente voluto da Luciano Benetton, è giunto al termine e riconsegna alla città un importante patrimonio storico per lo svolgimento di attività culturali. Le nuove esigenze funzionali di Sant'Eonisto hanno trovato soluzione nella realizzazione di 2 tribune reclinabili che, quando sollevate, consentono di adibire l'aula della chiesa a sala da musica e auditorium per una capienza complessiva di 300 persone. Molto versatile, si possono fare delle mostre museali o usarlo come auditorio, insomma, per molte attività, per cui io penso che sarà visto di buon occhio anche dal pubblico di Treviso. Mi sembra una città molto ben organizzata adesso per il turismo, per la pulizia, insomma, mi sembra ben orientata. Mi auguro che cresca ancora, cioè, la direzione è giusta, è corretta, adesso bisogna crescere e, insomma, anche Piazza Duomo andrebbe rifatta, insomma, no? Cioè, è troppo scomodo anche se uno passa in macchina. Non so se si passerà in macchina anche in futuro, speriamo di no, cioè, troveranno altre vie, però insomma è uno spicchio sarebbe una piazza straordinaria, insomma, anche quando ci sono queste manifestazioni che io non vedo alle volte, ma anche quella recente, insomma, il weekend scorso, mi pare che fossero molte piazze piene di persone che camminavano, famiglie eccetera. Piazza Duomo sarebbe un bel obiettivo. Per questo complesso intervento, iniziato alla fine del 2014, si rinnova la proficua collaborazione con l'architetto Tobia Scarpa, nata negli anni 60 con il restauro di Villa Minelli, sede operativa del gruppo Benetton. L'intero progetto è impreziosito da tutti i dettagli architettonici di Tobia Scarpa, tra cui svettano i 4 lampadari in vetro soffiato presenti nell'aula, alle sedute delle tribune e della platea, l'allestimento del cortile d'ingresso e la nuova scala in ferro e legno dell'ex sacrestia. Quell'edificio lì era stato veramente depauperato di tutto ciò che aveva, sono rimaste poche tracce, sono rimaste le tracce più alte perché hanno subito meno aggressività da parte delle intemperie che sono succedute al crollo. E i quadri sono stati portati via, quindi erano arrivati quando abbiamo visto l'edificio usato per quelli che erano le ultime funzioni che erano lì, erano quelle di fare uno spazio per le ginnastiche, per portare gli studenti a fare esercizi, queste cose qua. Era deludente perché era stato messo a posto, dipinto di si dice una mano di calce, per dire, e quella parte di ricostruzione che avevano fatto erano delle ricostruzioni molto sommarie. L'idea di restaurare la chiesa risale ancora agli anni 50, quando avevano fatto una domanda di restauro conservativo che poi non ha avuto seguito. Il lavoro è stato costellato di complicazioni. Le complicazioni sono di varia natura. Diciamo che seguire gli imperativi delle sovrintendenze non è una cosa facile, non tanto perché ti dicono di fare delle cose, quanto per i tempi con cui te le dicono, quindi si allunga lo spazio, diciamo, di esecuzione. Poi molte altre cose invece sono date da dati storici, rovini, perdite che non si è in grado di recuperare, eccetera. E dopo la responsabilità di conquistare questo spazio e renderlo fruibile, ma anche in qualche maniera intelligente. Cosa voglio dire per intelligente? Che un essere svagato che entra in quello spazio lì trova ogni tanto dei segnali che qualcuno ha scritto con la carbonella una frase intelligente. Che so io, quello che annotavo prima di lasciare la fessura visibile e sottolineata, ritengo che un architetto che passi per di là e guardi capisce che là c'è la mano di uno che ha avuto un tempo di riflessione,
che in genere è quello che è necessario al tempo di riflessione. La chiesa restaurata troverà a breve la sua collocazione tra gli spazi della cultura di Treviso, con un calendario di eventi adatto alla sua nuova identità, e riaccoglierà le opere d'arte che lo decoravano, grazie ad una felice e quanto veloce intesa con il comune di Treviso, che le ha custodite per quasi un secolo nei musei civici. Città della Cultura, abbiamo scelto questo slogan Cultura oltre le mura, ed è una partnership diffusa. Fondazione è sicuramente una delle più prestigiose, ma proprio la forza di questa Cultura oltre le mura è la responsabilizzazione di ogni parte viva della città, per credere in questa voglia che la cultura sia fonte di sviluppo, crescita di comunità, crescita di apertura e di capacità di creare investimenti per rigenerare dei luoghi importanti. Quindi Fondazione Benetton con la rigenerazione delle carceri, rigenerazione del Santeonisto, con la collezione Imago Mundi, che con la loro attività culturale, al pari di altre associazioni vive di Treviso, dimostrano che questa cultura, questa candidatura, questo dossier nasce proprio dal basso, nasce da spinta di tantissimi interpreti, e il comune è il collettore di questa voglia di andare oltre le proprie mura, che è tutta la città.